Noi siamo partiti in 8 missionari da Mestre il giorno 8 dicembre del 1947 con 2 jeep. Abbiamo attraversato il nord Italia, il sud della Francia, parte della Spagna e siamo arrivati dopo quasi un mese di viaggio in Portogallo e lì ci siamo fermati a imparare la lingua portoghese. Il 13 marzo e il 7 maggio del 1948 i Cappuccini del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, su invito dell'arcivescovo di Luanda Dom Moises, sbarcano nel porto della capitale angolana. Questa è Luanda, la capitale dell'Angola, e conta 500.000 abitanti. È una città moderna, in continua espansione. Essa è una delle metropoli più progredite della costa occidentale africana. La più grande chiesa moderna a Luanda è quella di San Paolo, costruita dai Cappuccini italiani, che qui iniziarono il loro apostolato nel 1948, anno in cui giunsero chiamati dalla fiducia dell'arcivescovo Monsignor Moisés Alves de Pinho. È una piccola fraternità di 8 persone soltanto, desiderosa di annunciare il Vangelo con lo stile di San Francesco d'Assisi e animata dallo stesso coraggio e dalla stessa fede dei primi missionari cappuccini che avevano evangelizzato l'Angola dal 1645 al 1835. Cosa siamo venuti a fare noi? Non siamo venuti per fondare una colonia di Cappuccini Veneti, siamo venuti qui per seminare, per piantare il carisma francescano qui in Africa e per aiutare una chiesa a crescere, a diventare adulta. Gli inizi non sono facili, sia per il numero esiguo dei frati in relazione all'immenso campo di lavoro, sia perché il popolo sta cercando la strada dell'indipendenza dal colonialismo e soffre la mancanza della libertà. La situazione degli africani era meglio che adesso, molto meglio, però non avevano la libertà politica. Poi c'era una specie di lavoro forzato, non era schiavitù ma quasi schiavitù. Nonostante le numerose difficoltà e i momenti drammatici che i missionari devono affrontare, sono anni di intenso lavoro nel campo dell'evangelizzazione e della costruzione di opere sociali, scuole, piccoli collegi, centri di assistenza sanitaria. Le missioni aumentano fino a diventare 14, dislocate non solo al nord ma anche al sud del paese. Vi lavorano insieme frati italiani, portoghesi e angolani, animati dallo stesso ideale di vita. Dal 1960, anno in cui il continente diventa indipendente, l'Africa nel suo insieme ha visto lo svolgersi di 40 guerre, che hanno provocato 10 milioni di morti, circa 8 milioni di rifugiati, 60% dei rifugiati di tutto il mondo, 16 milioni di persone sradicate a forza dalle loro case e dalle loro terre e decine di migliaia di mutilati di guerra, soprattutto di bambini. E di questo scenario generale l'Angola è da testimone attendibile e disperato. Nel 1975 la repentina indipendenza dell'Angola crea una frattura fra le etnie locali. Il paese, diviso, imbocca la strada della guerra civile, con conseguenze molto gravi in tutti i settori della vita sociale. I missionari si trovano a vivere in un ambiente socio-politico inatteso, completamente diverso e nuovamente difficile.
E il prezzo da pagare in Angola, come in tutte le missioni del mondo, è alto. Alcuni frati vengono uccisi. Gli angolani li hanno definiti martiri della carità, eroi, semplicemente persone che hanno creduto e continuano a credere con fermezza nei propri ideali e nella necessità di vivere aiutando gli altri. A 500 km dalla capitale sorge il moderno e grandioso seminario per le vocazioni indigene, inaugurato nel 1966. Questa è considerata la maggiore e più urgente opera dei Cappuccini in Angola. Privati dal governo di numerose strutture e limitati nelle loro attività, i missionari continuano l'opera di evangelizzazione e il loro servizio in mezzo alla popolazione angolana, condividendone la sorte anche nei momenti più drammatici, continuando a considerarla la nostra popolazione, come dice un cappuccino in una lettera ai superiori italiani. Il cappuccino ha una precisa missione: seguire e diffondere l'ideale del Vangelo secondo lo stile di San Francesco d'Assisi, vivendo la povertà evangelica in fraternità. Fraternità che vuole essere, secondo le costituzioni dell'ordine, un invito per tutti gli uomini a promuovere rapporti fraterni fra loro e a unire le loro forze per migliorare lo sviluppo della persona e il vero progresso sociale.